Ciao a tutti, Ghessaris tanti robe di manedisi poc, almeno cerchi di vestminga trollung. Ho preparato un quai appunto, come si dice, perché mica perché non mentirò proprio perché vorrei andare con ordine e appunto per venire troppo tempo. Mando mandà, vai a votare? Certo che vado. Entrerò in cabina con matita e schede. Qui penso sia giusto non dire cosa farò con tali oggetti, anche se ho deciso. Magari lo dirò dopo. Mi sento di dire solo alcuni criteri e un po' anche lo stato d'animo con cui io, e penso molte italiane e molti italiani, ci recheremo alle urne domenica prossima, per queste elezioni politiche in cui si rinnova la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Prima però godiamo già dal calendario per notare che game di Santa tra ieri e in che ha data la circostanza. Siccome parliamo di politica, ieri era il giorno di San Matteo, 21 settembre, come ricorderete, come sapete, era un pubblicano, cioè un esattore delle imposte. La sua vocazione è narrata dai tre Vangeli sinottici, quindi Matteo stesso, Marco e Luca, quindi il primo dei tre, e appunto lui stesso, l'autore e anche il protagonista dell'episodio. Fra parentesi qua tutti ricorderemo il celebre dipinto del Caravaggio che ha ispirato questo episodio evangelico col dito di Gesù che indica Matteo, però non è questo il luogo per commentare il dipinto. Dico solo che appunto questo santo ci ricorda un po' tutta la sfera, il tema delle tasse, di come contribuiamo o con dei soldi o con altre forme, insomma con delle risorse, al mantenimento della società, delle strutture, e quindi quante qualità si imporre, eccetera. Tema caldissimo sulla politica. In che San Maurizio, o intanto un bel augurio di buon onomastico ai Matteo e ai Maurizio, si intende. Era un soldato dell'impero romano. La sua storia, la sua vita è un po' contornata anche, diciamo, da notizie non certissime, però insomma era un soldato che con altri compagni venne all'inizio del IV secolo venne giustiziato, quindi martirizzato, perché venne giustiziato in odio alla fede perché si rifiutò di uccidere altri cristiani secondo l'ordine dell'imperatore. E qui c'è tutta la tematica della cosa propria dello Stato, che è quella di gestire la forza legittima, e anche del primato della coscienza rispetto alle leggi. Tema secolare, millenario, dibattutissimo, interessante e sempre di attualità. In che per la diocesi di Milano è anche il beato Luigi Maria Monti, che è la propria di nostra parte, impegnato nell'assistenza ai malati e nell'educazione dei più giovani. Nato nel 1825 e morì nel 1900, e ci suggerisce un po' tutta la tematica della partecipazione attiva alla vita sociale e politica. Quindi disegno che ho cercato di farsi un po' guidare da questi sanchi per dire un qualcosa e per pensare su sti lezioni. A queste premesse però, diciamo, celesti, ne aggiungo una terrena, no, più concreta, insomma. Il prossimo 1° gennaio, anche questo tutti penso lo saprete, o comunque se guardate il calendario si capisce, ricorrerà il 75° anniversario dell'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, della nostra Costituzione. Questa bellissima carta, come sappiamo frutto del lavoro di mesi di menti ispirate, per quanto provenienti da culture ed esperienze diverse, e prima ancora provenienti dalla lotta di liberazione, è troppo importante perché noi non la difendiamo e la tuteliamo a partire dall'esercizio del diritto e dovere di voto.
Dopodiché, proprio perché essa concede e tutela, anzi riconosce, concede dei diritti, ma riconosce innanzitutto le libertà personali, ciascuno potrebbe anche decidere di non andare a votare. E potrebbe farlo perché a causa di un giudizio critico nei confronti di chi ha governato, oppure dopo aver visto l'ennesimo balletto degli scambi di casacca poco prima della formazione delle liste, chi va a braccetto di altri che qualche anno, un mese prima era lontano anni luce, oppure che sembra stiano insieme per forza, ma ciascuno cerca, diciamo, di guadagnarsi il primato interno, oppure vedendo ancora dei contenitori di tutto e del contrario di tutto, quasi come 30 anni fa, o ancora considerando che andiamo a votare con la stessa legge elettorale dell'ultima volta e magari con dei candidati non conosciuti sul territorio. Tutte osservazioni che possiamo fare, che hanno fatto anche altri, che faccio io. Ecco, io ritengo comunque che quella di non recarsi al seggio non sia la scelta migliore, e neppure la meno peggio. Quest'ultimo criterio, quello del meno peggio, seguito magari da tanti, e può capitare di fare così, o per tante volte, e a un certo punto magari da qualcuno non più sostenibile. Io penso che pur non esistendo un sistema perfetto di governo, questo da Aristotele in poi, insomma, lo si è ripetuto, eccetera, l'esperienza ce lo dice. Io penso che la democrazia parlamentare sia da conservare e difendere, senza ricorrere ad altre forme che peraltro in altri paesi non sembra diano garanzie di miglior governo. Pertanto mi sento, sempre con rispetto appunto delle scelte di tutti, mi sento di consigliare di recarci ai seggi domenica 25 settembre, tracciando un segno o anche non tracciandone neppure uno, ma dando il segnale che desideriamo dire la nostra. Mi senti di sci e di fan sci, sempre con il rispetto per quel che desideri alter, e sempre disposta a sentire i vostri pareri se un po' più nel grado di quei cose, perché appunto siamo in democrazia, meno male che gelem e cerchiamo di tenersi la buona. Vi saluti, ciao a tutti.